La parola a Salvo Oliveri. Buongiorno a tutti. Dobbiamo parlare in molti, quindi cercherò di essere breve. Io vorrei partire da un'analisi un po' diversa. Invece di parlare di crisi della politica, vorrei parlare della crisi dei valori che questa società si trova ad affrontare. Come si combatte la crisi dei valori? La crisi dei valori si combatte con una cosa sola, con la cultura. E io credo che questo movimento debba investire moltissimo sulla cultura, debba investire soprattutto sul fatto che bisogna avvicinare la gente alla cultura, bisogna farle capire che la politica è una cosa fin troppo delicata per essere delegata agli esperti della politica. Bisogna fare capire che tutto ha il suo epicentro nella cultura. E poi magari tutte le cose sono molto connesse, come per esempio lo sviluppo, il lavoro, l'antimafia. Tutto ha il suo epicentro nella cultura. Bisogna far capire soprattutto alla gente che la Sicilia, con le più belle risorse naturali del mondo, può essere il faro d'Europa, come lo è stato in passato, perché in passato noi lo eravamo. Con Federico II la Sicilia era il polo economico, culturale del Mediterraneo e quindi del mondo. Noi dobbiamo mirare a questo, non possiamo semplicemente accontentarci a sottostare a una logica partitica nazionale che non è radicata nel territorio, che non è assolutamente cosciente dei problemi che stiamo affrontando. Quindi mi rivolgo soprattutto ai giovani che giustamente si lamentano di non avere gli strumenti. È vero, non abbiamo gli strumenti, ma questo non può essere la causa di un'eventuale rinuncia. Il disfattismo non porta da nessuna parte, il disfattismo non ha mai fatto bene. I nostri avi in passato hanno fatto molto di più avendo a disposizione molto meno, quindi mi rivolgo anche ai vostri figli che magari non fanno politica e non sono qui. Fateli scendere in strada perché siamo in tanti, abbiamo idee, siamo giovani, siamo intelligenti e possiamo assolutamente credere in un progetto autonomista. Grazie.